L'isola del tesoro di Robert Stevenson. Capitolo 33. La fine di un capo. Mai al mondo vi fu un colpo di scena paragonabile a quello. Quei suoi uomini sembravano fulminati tutti. Silver però si riprese immediatamente dal colpo. Ogni suo pensiero si era lanciato come un cavallo a galoppo verso quel denaro ed era stato fermato di colpo. Egli mantenne però la testa sulle spalle, ritrovando così la calma, e prima che gli altri facessero in tempo a riprendersi dalla delusione, lui aveva già cambiato i suoi piani. Jim, pigliò, prendi e tieniti pronto. E mi passò la pistola a canna doppia. Intanto, senza dare nell'occhio, cominciò a muoversi verso nord, così da mantenere la bocca tra noi due e gli altri 5. Poi mi guardò e mi fece un cenno come a dire: qui ce l'abbiamo brutta, cosa di cui peraltro ero convinto anch'io. Il suo sguardo adesso era estremamente amichevole, e questo cambiamento tanto mi disgustò che non potei fare a meno di sussurrare: ecco che avete cambiato di nuovo bandiera. Non ebbe il tempo di rispondere. I bucanieri, gridando e bestemmiando, ci gettarono uno dopo l'altro nella buca e cominciarono a scavare con le dita, alzando con rabbia le tavole. Morgan trovò una moneta d'oro, la alzò con un profluvio di imprecazioni. Era un pezzo da 2 ghine e se lo passarono di mano in mano per quasi un minuto. 2 ghine? Urlò Mary, puntando verso Silver. Sono queste le tue 700.000 sterline? Tu sì che ci sai fare, eh? E tu saresti uno che non ha mai sbagliato niente? Testone terraiolo? Continuate a scavare, ragazzi, disse Silver con fredda insolenza. Magari troverete anche delle ghiande, chissà. Ghiande? Ripeté urlando Mary. Compagni, avete sentito? Quello là lo sapeva fin dall'inizio, ve lo dico io. Guardatelo, c'è scritto in faccia. Ah, Mary, disse Silver, ci riprovi a diventare capitano. Sei proprio un ragazzo ambizioso, non c'è che dire. Stavolta però erano tutti dalla parte di Mary. Cominciarono a scatenare fuori dallo scavo, lanciando occhiate furibonde. Un buon segno per noi fu però questo. Uscirono tutti dalla parte opposta di Silver. Insomma, stavamo così. 2 da una parte e 5 dall'altra, in mezzo alla buca, e nessuno che si decideva a colpire per primo. Silver non muoveva un muscolo, li guardava dito sulla sua gruccia, e non l'ho mai visto così calmo. Ne aveva di coraggio, non c'è che dire. Infine Mary ritenne opportuno dire qualcosa. Compagni, disse, sono solo 2. Uno è quel vecchio zoppo che ci ha portati tutti qui e ha montato tutto a rotoli. L'altro è quel cucciolo cui intendo strappare il cuore. Allora, compagni? Stava alzando le braccia alla voce, evidentemente per guidare una carica, ma in quel mentre, pam pam pam, 3 colpi di moschetto echeggiarono da dietro i cespugli. Mary precipitò a testa in giù nello scavo. L'uomo con la testa fasciata fece una pirouetta e cadde disteso al suo fianco, contorcendosi in per gli ultimi spasimi. E gli altri 3 si voltarono e fuggirono a gambe levate. In un batter d'occhio, Long John scaricò i 2 colpi di una delle sue pistole su Mary, che si ribatteva ancora, e quando questi volse in alto gli occhi agonizzante, George gli disse: mi sa che a te ti ho sistemato. In quel momento il dottore Gray e Ben Gunn ci raggiunsero con i moschetti ancora fumanti, da dietro gli alberi di noce moscata. Avanti, gridò il dottore. Più veloci possibile, ragazzi. Dovevamo tagliare la strada verso le lance. E ci precipitammo di gran carriera, gettandoci a tratti tra i cespugli alti fino al petto. Silver, vi dico, faceva di tutto per non restare indietro. La fatica che dovette fare quell'uomo, saltando con la sua gruccia fin quasi a farci scoppiare i muscoli del petto, era qualcosa che qualcuno con tutte e 2 le gambe non può nemmeno concepire. E su questo anche il dottore è d'accordo. Andò a finire che quando arrivammo al ciglio del pendio era rimasto dietro di una trentina di iate e sembrava sul punto di soffocare. Dottore, chiamò, guardate, non c'è fretta. Infatti non c'era fretta. Su un tratto più aperto dell'altopiano potevamo vedere i 3 superstiti che ancora correvano nella stessa direzione da cui erano partiti, diritti verso il colle di Mezzana. Ci trovammo già tra loro e le lance, così noi 4 potevamo sederci per riprendere fiato, mentre Long John, asciugandosi il viso, si avvicinava piano. Vi ringrazio di cuore, dottore, fece. Credo proprio che siete arrivato giusto in tempo per me, Hawkins. E anche tu, Ben Gunn, aggiunse. Beh, sei un bel tipo, non c'è che dire. Sono Ben Gunn, sono io, replicò l'uomo dell'isola, dimenandosi come un'anguilla per l'imbarazzo. E, aggiunse dopo una lunga pausa, come state voi, signor Silver? Molto bene, grazie, direte voi. Ben, mormorò Silver, e pensare che sia riuscito a farmela. Il dottore rispedì indietro Gray perché prendesse uno dei picconi che gli ammucinati avevano abbandonato nella fuga. Poi, una alla volta, ripreso con tutta la calma il cammino in discesa verso le barche, raccontò in poche parole quello che era successo. La storia interessava molto da vicino Silver e Ben Gunn, il mezzo idiota lasciato a terra nell'eroe dal principio alla fine. Ben, nel corso dei suoi lunghi vagabondaggi solitari per l'isola, aveva trovato lo scheletro. Era lui infatti che l'aveva saccheggiato. Lui aveva poi trovato il tesoro. Lui lo aveva risotterrato, quello che ci aveva spezzato nello scavo era il manico del suo piccone. Lui se l'era portato in spalla per molti faticosi viaggi.
dai piedi dell'altissimo pino fino a una caverna sulla collina con 2 picchi, sulla punta nord-orientale dell'isola, dove era rimasto al sicuro fin da 2 mesi prima che arrivasse lei spagnola. Ben aveva rivelato il suo segreto al dottore il pomeriggio stesso dell'attacco, quando quest'ultimo, il mattino seguente, aveva visto la rada deserta, era andato da Silver, gli aveva dato la carta, ormai inutile, gli aveva dato le provviste, dato che la caverna di Ben Gunn era ben equipaggiata di carne di capra, che lui stesso aveva salato. Gli aveva dato tutto quello che voleva, pur di avere la possibilità di trasferirsi senza pericolo dal fortino alla collina con 2 picchi, dove sarebbero stati al riparo dalla malaria e avrebbero potuto sorvegliare il denaro. Per quanto riguarda te, Jim, disse, anche se mi piangeva il cuore, ho dovuto scegliere ciò che era meglio per quelli che avevano fatto il loro dovere. Se tu non eri tra loro, di chi era la colpa? Quella mattina, scoprendo che io sei stato coinvolto nella terribile delusione preparata per gli ammutinati, era corso fino alla caverna e, lasciando il cavaliere a fare la guardia al capitano, aveva preso Gray e Ben Gunn e, tagliando in diagonale l'isola, si era precipitato per trovarsi in posizione vicino al pino. Ben, presto, però si accorse che il nostro gruppetto gli stava avanti di molto. Ben Gunn, essendo molto veloce, era stato mandato avanti per fare quello che poteva da solo. Fu allora che gli venne in mente di far leva sulla superstizione dei suoi ex compagni. Il successo fu tale che Gray e il dottore avevano fatto in tempo ad arrivare, e prima che giungessero quelli in cerca del tesoro, loro erano pronti per l'imboscata. Ah, disse Silver, sono stato fortunato ad avere qui Hawkins. Avreste dunque saputo che il vecchio John fosse fatto a pezzi senza pensarci 2 volte, dottore? Senza pensarci 2 volte, rispose il dottor Livesey allegro. Eravamo intanto arrivati fino alle lance. Il dottore con il piccone ne demolì una, poi salimmo tutti a bordo, dell'altra iniziamo ad attraversare diretti verso la cara nord. Era un tratto lungo 8 o 9 miglia. Silver, pur essendo mezzo morto per la fatica, fu messo al remo, come tutti gli altri, e poco dopo scivolavamo sopra un mare liscio come l'olio. In breve ci lasciammo dietro lo stretto e doppiamo l'angolo sud-orientale dell'isola, intorno alla quale 4 giorni prima avevamo rimorchiato la Spagnola. Quando passammo di fronte alla collina coi 2 picchi, potemmo vedere l'imboccatura nera della caverna di Ben Gunn e ritta vicino ad essa una figura umana appoggiata ad un moschetto. Era il cavaliere e, salutando con un fazzoletto, lanciammo tra là, cui si unì la voce Silver, entusiasta non meno delle altre. 3 miglia più in là, a dentro l'imboccatura della cala nord, cosa non incontrammo se non la Spagnola che naviga per conto suo? L'ultima marea l'aveva sollevata e se vi fosse stato molto vento o una forte corrente di marea, come nell'area da più a sud, non l'avremmo più trovata o l'avremmo trovata incagliata senza speranza. Invece, quasi non vi erano danni, se non la perdita della vela maestra. Approntammo una nuova ancora che venne gettata in un braccio e mezzo d'acqua e tornammo a remi fino alla caletta del Ru, il punto più vicino alla caverna del tesoro di Ben Gunn. Dopodiché Gray tornò da solo con la lancia alla Spagnola, dove avrebbe passato la notte di guardia. Un pendio poco scosceso conduceva dalla spiaggia all'ingresso della caverna. In cima c'era il cavaliere ad aspettarci. Con me fu cordiale e gentile e non disse nulla della mia scappatella, né per rimproverarmi né per farmi i complimenti. Al saluto garbato di Silver arrossì un poco. John Silver, disse, sei tutto meno un mascalzone, è un impostore, un mostruoso impostore. Mi è stato detto che non devo perseguirvi. E sia, non lo farò. Ma quei morti, signore, vi rimarranno appesi al collo come tante pietre da mulino. Vi ringrazio di cuore, signore, replicò John con un altro saluto. Come osate ringraziarmi? Gridò il cavaliere. È una gravissima mancanza verso il mio dovere. Date indietro. E con questo entrammo tutti nella caverna. Era un luogo vasto e areggiato, con una piccola sorgente e una pozza d'acqua limpida, circondata di felci. Il suolo era sabbioso. Davanti ad un grande fuoco stava disteso il capitano Smollett. In un angolo remoto, cupamente illuminato dai bagliori della fiamma, vide un gran mucchio di monete e quadrilateri costruiti con lingotti d'oro. Era quello il tesoro di Flint che eravamo venuti a cercare da così lontano, e che i 17 uomini della Spagnola avevano già pagato con la vita. Quante vite era costato accumularlo, quanto sangue e quante sofferenze, quante ottime navi colate a picco, quanti uomini valorosi avevano fatto per casa sua la passerella bendati, quanti colpi di cannone erano stati sparati, e quante cose vergognose e menzogne e crudeltà sono state commesse. Ebbene, nessuno forse potrà mai dirlo. Eppure, vi erano ancora 3 persone su quell'isola, Silver, il vecchio Morgan e Ben Gunn, che avevano ciascuno preso parte a quei crimini, e che come tutti avevano sperato invano di prendere parte alla ricompensa. Entra, Jim, disse il capitano. Sei un bravo ragazzo, a modo tuo, Jim, ma non penso che tu ed io torneremo mai in mare insieme. Pigliami così, sei troppo baciato dalla fortuna. Sei tu, Silver. Cosa ti porta qui, marinaio? Sono tornato a fare il mio dovere, signore,
rispose Silver. Ah, disse il capitano e non aggiunse altro. Che cena feci quella sera con tutti i miei amici intorno a me? E che cena fu quella carne di capra salata di Bengan? Molte le cornie e una bottiglia di vino dannata delle Spagnola. Mai ne sono certo ho visto gente più allegra e felice. E c'era Silver, seduto quasi fuori dalla luce della fiamma, che però mangiava di cuore, pronto a balzare in piedi quando serviva qualcosa, e unendosi talvolta alle nostre risate. Insomma, lo stesso marinaio normale, ben educato e ossequioso del viaggio di andata.